Giosafat, calveva richiece e glorie tante can voleve, s'imparintà con Acab. Posais dopo all'eiu di Acab in Samarie, e Acab al copà per lui e peint calveve da ursi, un disordine di pioris e di bus, e lu persuadè attaccà insieme Ramot di Galad. Acab, re di Israele, gli disè a Josafat, re di Giude: Ustu vigni con me, quintri di Ramot di Galad? Gli rispondè: Tu puoi disfastar su me come su te, sul mio popolo come sul tuo, o vignerai a combatti con te. Allora Josafat gli disè al re di Israele: Interpelle in giornate c'è che pensa il Signore. Il re di Israele al clamà da ogni i profetis, un 400 di loro, e ur domandà: Aio di marcià quintri di Ramot di Galad o aio di fa di Mancul? I risponderin: Tacche, Dio le metterà tes mans dal re. Dise il Josafat: Non dese alculini nessun profeta dal Signore di interpellalu. Il re di Israele rispondè a Josafat: Alzarei su non per interpellare il Signore, ma io non posso apportarlo, perché che non mi profete mai ben, ma sempre dome mal. Si tratta di Michè, figlio di Imle. Dise il Josafat: Il re, mio paron, non l'ha di fevelà così. Il re di Israele, clamato in consiglieri, ordinà: Clame chi dal momento Michè, figlio di Imle. Il re di Israele, Josafat, re di Giude, sentasse ognidun sulla sossente, vistus culis lor mantelinis, a ieri sentà sull'arie, in faccia de puarte di Samarie, e tutti i profetis accontavin lis lor profeziis, denan di lor. Sedecie, figlio di Chenane, che viveve fat quars di fier, al diseve: Il Signor al dis così, con che eschi tu frontarassi arameos, e tu iu fruciaras. Tutti i profetes affevelavano in te stesse maniere, tac Ramot di Galad, che tu varas fortune, il Signor le metterà tes mans dal re. Il mes, caliere lata clamà Michè, i disè: Ve, li speraulis dai profeti son tutti sun quel tono, e affevelin di un bon esit per re. Viot cumodi di una peraule compagne di loro. Dis calvarà fortune. Michè rispondè: Pevite dal Signor, io disarai dome, c'è che mi disarà il mio Dio. Si presentà dal re che gli domandà: Michè, vino di marcià quindri di Ramot di Galat o vino di fa di Mancul? Che l'altri rispondè: Tacaile e ovareis fortune, la sointe colerates vuestres mans. Disali il re: Troppi svoltis, aio di preate di dimi dome la rude veritat, in non dal Signor. Allora che l'altri disè: O hai viodut duci i fis di Israel a torsionà su pesmons, tanche piores cence pastors. Il Signor al dis: No han parons, ognun cal torni in paste so chiase. Il re di Israele disè a Josafat: Non ti vevi avvisat che non mi vares profetà nuie di bon, ma dome disgracis. Dise Michè: Scoltait la paraule dal Signor, o hai veduto il Signor sentat sulla sossente, tutti gli schiris dal cil, a ierin alla sogliestra alla sociampe. Il Signor al domandà: Cui imbroglierai al Acab, re di Israele, per calmarci quintri di Ramot di Gala al pier di la vite? Cui ha rispondet un mod, cui un altri. Si fasen denante un spirit, che prontà denando al Signor, i disè: Lo imbroglierai io. Il Signore domandà: E c'è molto? I rispondè: O l'arai, e o diventerai un spir de falsetà sulla bocca di tutti i suoi profetis. Che l'altri disè: Tu lo imbroglieras e ti l'arà di sigur drette. Va, e fas così. Ve, il Signore ha mettuto un spir de falsetà sulla bocca di tutti questi i profetis, ma il Signore ha proviotto ai tuoi confronti una grande disgrazia. Allora se decie, figlio di Chenane, si fasen denant e immolà un pataffa Michè sulla muse, disint: Per c'è strade, spir dal Signor, isel passat di me, per venire a fevelà in te. I rispondè Michè: Ve, tu lo viodaras, quanche tu passaras di una stanza in che altre, per là platati. Disali il re di Israele: Chiappait Michè e menailu di Amon, sorestande citat e di Osas, fida al re. Diseitiur: Il re all'ordine così:
Metteilo in prison e dait manco il pan e manco l'agua che podeis, finché non tornerà in pace. Dis al Michè, se tu torneras in pace, il Signor non l'ha fevelat median di me. Il re di Israele e Giosafat, re di Giude, a marciare in quintri di Ramot di Galat. Il re di Israele gli disse a Giosafat, io mi cambierai di monture per la combatti. Tu resta colì, cui ti hai vestis. Il re di Israele si travestì e attaccare in battaglia. Il re di Aram urveve dat ordine ai comandanti dai suoi chiars. Non stai a combatti quintri di nessun, gran o piccol calsedi, ma dome quintri dal re di Israele. Quanche i comandanti dai chiars a vedere in Giosafat a berlarin. A lei re di Israele, lo cerclarin per dai la gaffe. Giosafat al berlà e il Signore vigni ignutori e Dio ius lontana di lui. Quanche si ne accorgerin che non gli era il re di Israele, i comandanti dai chiars si slontanarin di lui. Ma un di loro, tindud l'arca sorte, al colpì il re di Israele, tes commissuris gli enfri l'armadure e la corasse. Il re disse al suo cucchiar, volte, menimi fur dal macialissi, che soi ferit. La battaglia non sostà un lamp in tutto il dì. Il re di Israele arrestà sul chiar in faccia dagli arameos, fin tremai sore sere e al morì sull'Amont dal sorelli.